Aumentano i contagi, ma la sanità regge e la gestione dei ricoveri per Covid in questo momento è affrontabile. Lo rivela il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, che sottolinea l'incidenza dei vaccinati sul minor carico ospedaliero legato al coronavirus. Ma sulla sanità veneta premono anche i malanni di stagione e la faccenda si complica. A questo, nella situazione sanitaria del Veneto, si aggiunge un altro fenomeno che l'anno scorso non c'era, ovvero che abbiamo gli ospedali presi d'assalto da tutta una serie di patologie respiratorie che quest'anno pesano. Quindi abbiamo tanti ricoveri per la sinciziale da un lato, per comunque influenze, malattie respiratorie che prevedono trattamenti ospedalieri. La situazione è preoccupante, ma per ora rimane sotto controllo e lo spettro del lockdown viene tenuto lontano il più possibile dagli scenari futuri. Non si è parlato del modello Austria. A mio avviso, stante oggi il modello costituzionale che abbiamo noi e il paese che siamo, pensare di fare lockdown per i vaccinati non si riesce. Comunque, a prescindere da questo, se qualcuno lo vuole fare in autonomia può tentare di farlo. Il ragionamento è stato un altro: evitare di chiudere e fare lockdown. Non ci sono tante vie di uscita. Qualcuno inizia già a chiedersi cosa succederà a Natale, ma da qui alle feste può accadere letteralmente di tutto. E lo ricorda pure il governatore. Che Natale prevede, Presidente? Sì, non capivo, parliamo della Pasqua ormai che siamo. A Natale manca un mese, più di un mese, Pasqua mancano 3-4 mesi, quanto manca? Ragazzi, da qua a un mese può accadere di tutto, che andiamo tutti ai Caraibi a fare le vacanze, oppure che ci dobbiamo stare qui tutti i giorni, tornare a pensare al tema dei ricoveri.